Io quest'anno voglio dedicarlo a una persona in particolare. Questa persona in particolare è la sottoscritta, perché credo che dopo aver passato un periodo negativo come quest'anno, che è stato credo uno dei più brutti in assoluto della mia vita sotto ogni punto di vista, dal punto di vista personale, dal punto di vista professionale e dei rapporti personali. Credo che essere riuscita a portare avanti dei progetti, a chiuderli e addirittura pensare di farne altri, sia una grande conquista. Quindi io questo anno lo dedico a me stessa come a tutte le donne che riescono a riuscire, nonostante tutto e tutti, a portare avanti i propri obiettivi e realizzarli. Voglio dedicarlo quindi a chi ha lavorato con me, tra l'altro in un progetto che è quello di Radio Vero, che Radio Vero è una radio su internet, quindi non è facile da realizzare perché non ha finanziamenti, non ha valorizzazione, gratificazione, però con la forza appunto di giovani come può essere appunto Mattia che ci mette di tutto, ci mette se stesso, ci mette i suoi contatti, ci mette il suo lavoro, la passione che è quella che porta avanti sempre i nostri progetti. Credo che con lui siamo riusciti a realizzare un piccolo progetto interessante e che sia anche, diciamo così, di buon auspicio, no? Per portare avanti nuovi progetti, perché questo è il nostro obiettivo. Diciamo che quest'anno è stato l'anno appunto dove io ho potuto realizzare anche il mio libro Come le mimose, dedicato alle donne, sempre qui che portano avanti i propri progetti e nonostante tutto e tutti, nonostante abbiano crisi personali, sociali, di lavoro soprattutto, e che l'anno prossimo poi sia un proseguo, no? Un proseguo di questo cammino per riuscire a realizzare altri progetti. E infatti io ne sto realizzando proprio uno per il 2015 che è sempre racconti di storie di donne vittime di violenza non soltanto sessuale e, e io spero che dopo tanto tempo in cui ognuno di noi passa la soglia appunto della, diciamo così, della negatività, si riesca però sempre a trovare la forza nella passione, perché senza la passione non si può fare niente. Io ho passato un bruttissimo anno, spero che l'anno prossimo, anche se appunto gli anni passano, con l'aiuto di persone positive come possono essere appunto quelli che mi sono stati accanto quest'anno, in primis anche Massimo Di Pietro del Polimenes che ho conosciuto quest'anno, grandi amici che si sono rivelati amici appunto prima da Facebook, quindi impensabili prima. Con loro siamo invece riusciti a fare un altro progetto molto importante che è dedicato sempre alle donne ed è la canzone Io come gli angeli che ha partecipato a Sanremo e non ha passato le selezioni, però questo nulla importa, noi andiamo avanti perché questa è una canzone legata appunto al mio progetto dedicato alle donne che uscirà a marzo del 2015, quindi io ci metterò sempre l'8 marzo, anche se credo che la resistenza delle donne, come era appunto intitolato il libro di quest'anno, come le mimose, sia per tutti i giorni dell'anno e che la violenza sulle donne deve essere sconfitta non solo dalle donne, ma da una cultura al femminile portata avanti da tutti, da uomini e donne. Questo è il mio messaggio. Io dedico quindi il 2014, dicevo prima, a me stessa, ma alle persone che ho incontrato e che sono riuscite in qualche modo a farmi uscire da quel buio, da quel tunnel che molte volte ci prende e dal quale molte volte non riusciamo a uscire. E naturalmente la prima persona a cui dedico ancora questo mio piccolo messaggio è il mio bimbo che mi porta a sperare appunto nel futuro, perché io credo molto nell'educazione dei bambini, che sono loro poi appunto il nostro futuro, in special modo per quanto riguarderà quello che penseranno sulle donne, uomini
e bambine, quindi maschi e femminucce, perché senza il nostro supporto a livello educativo, senza la scuola, ma senza anche i mezzi di informazione, che sono quelli che portano avanti il discorso di quello che è proprio il futuro rispetto alla cultura, su quello che è l'essere donna. Senza tutto questo supporto non si potrebbe andare avanti, no? Quindi non posso augurare un magico Natale, auguro semplicemente un Natale sereno, pensando che ce la possiamo fare, che noi dobbiamo essere determinate, dobbiamo pretendere il merito e la valorizzazione, e io sono tornata a fare il mio lavoro di opinionista e freelance dopo aver fatto alcuni anni appunto come sindacalista, e credo che quest'anno sia stato l'anno delle mie delusioni più grosse dal punto di vista appunto lavorativo e personale, e in aggiunta poi ai problemi familiari, purtroppo quelli sono dovuti ad altri problemi che non dipendono da noi. Però andiamo avanti, io vado avanti, e un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene, e spero che queste persone diventino sempre di più.